Buongiorno. Buongiorno. A voce alta deve leggere la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie, si accomodi pure sulla sedia. Parli molto vicino al microfono, proprio... Sì. Perfetto. Dica il suo nome e cognome. Teatino Natascia. Prego. Grazie, signor Presidente. Sì. Prego. Io chiedo scusa, Presidente, la consueta verbalizzazione per quanto attiene i testimoni che a nostro parere sono al di fuori del capo di imputazione, perché a noi risulterebbe aver partecipato a una serata del 6 gennaio 2011 e che quindi è ben al di là del capo di imputazione. Grazie. Grazie, Avvocato Ghedini. Il Tribunale si riporta all'ordinanza di ammissione delle prove. Prego. Grazie. La signora Teatino è stata sentita in una precedente udienza in un altro processo dinanzi alla sezione quinta. Questo è un altro tribunale, un altro processo, quindi faccia finta come se non l'avesse resa, nel senso che dobbiamo ripercorrere tutto. Signora Teatino, lei che lavoro fa? Commessa? Commessa. Conosce la signora Espinosa Risleida? Sì. E ci può spiegare come l'ha conosciuta e che tipo di rapporto avete avuto? Andavamo a scuola insieme. Eravamo amiche e ci siamo conosciute a scuola. Benissimo. Lei nel gennaio 2011 che lavoro faceva? Lei Disoccupata. era disoccupata. Dove viveva nel gennaio 2011? A Meda. A Meda. A casa con chi? Con mia madre e il suo... A casa con i suoi genitori, con la mamma e il suo compagno. Perfetto. Allora, lei ha mai partecipato a un evento, a una cena a casa dell'onorevole Silvio Berlusconi? Sì. Quando, signora? Il 6 gennaio 2011. Allora, vuole spiegare al Tribunale, guardando il Presidente e i giudici, come e perché lei è andata a casa dell'onorevole Berlusconi? Chi l'ha invitata? Allora, Aris mi ha contattata. Aris chi è, signorina? Aris? Cognome? Aris, la mia amica. Espinosa. Espinosa. Sì. Mi ha contattata telefonicamente chiedendomi se volevo partecipare anch'io a una festa in villa a casa di Silvio Berlusconi, e il 6 gennaio sono andata a casa di Aris e da lì poi io, lei e un'altra ragazza siamo andati a casa di Silvio Berlusconi. Allora, è venuto a prendere. non si sente bene, Presidente? Non si sente bene? Allora, per la trascrizione, per piacere, fa intervenire la persona competente per poter regolare l'audio, se lei non è in grado di farlo. La faccia tornare che il Presidente vuole parlargli personalmente, perché non siamo in grado di procedere non sentendo correttamente quello che dice il testimone. La prego di provvedere. Grazie. Nel frattempo, sì, pubblico ministero, se le sistema lei il microfono, deve stare molto vicina perché la testa è molto brava, lo fa. Così. Però alzi anche la voce e ci proviamo. Ok. Sta dicendo, l'ha invitata la signorina Espinosa a partecipare a una cena, a una festa a casa dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Sì. Lei si è recata, ha detto, a casa della signora Aris? Sì. Come si è recata? Con quale mezzo è la domanda? In macchina mi è venuto a prendere un autista di Aris e da lì mi ha portato a casa sua. Ma mi scusi, perché Aris ha un autista? Aris Espinosa ha un autista? Sì, aveva un autista. Aveva un autista. Quindi arriva questo autista con una macchina a prenderla a Meda il 6 gennaio. Sì. Intorno a che ora, grosso modo? Verso sera, alle 8:30, insomma, alle 9. E da lì dove andate? Da Meda con l'autista dove vi recate? A casa di Aris. E Aris dove stava? Milano 2. Si ricorda qual era la via? Se era via Olgettina?
Sì. Bene, allora andate a prendere Aris. Poi da lì chi si dirige verso Arcore? L'ha già detto, è andata a casa del Presidente del Consiglio, ma chi c'era? Lei, Aris, l'autista, e poi c'erano altre persone? Un'altra ragazza, Chi era? un'amica di Aris. Non se lo ricorda il nome? No. Era italiana? Non Straniera? era italiana, però non le so dire di che nazionalità era. Non era italiana. Non era italiana. Perché in effetti non si sente bene, ha ragione Presidente. Da lì vi dirigete dove? Da via Olgettina, dove andate? A casa di Silvio Berlusconi. Allora adesso in maniera fluente e conseguenziale, cioè di seguito, racconti al collegio che cosa accade una volta che arrivate a casa del Presidente del Consiglio, dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in Arcore. Prego. Allora, arriviamo a casa di Silvio Berlusconi e attendiamo che arrivino altre ragazze quella sera e dopodiché prima di una cena c'è stato un aperitivo in cui il Presidente Silvio Berlusconi ci ha dato ognuno di noi dei regali. Di che genere? Borse e gioielli. Gioielli di che tipo? Bigiotteria o gioielli in oro o di altre cose? In oro, metalli preziosi. Oro, sarà stato oro, penso. Quindi vi vengono offerti dei regali, poi Sì. cenate, c'è la cena. Ceniamo, sì. Allora, cominciamo a vedere chi c'era a questa cena. Oltre a lei e Aris e all'amica straniera di Aris, chi c'era? E a Berlusconi. Chi C'era Emilio Fede, c'era Apicella, La Piscella inteso come il cantante. cantante, Poi? e i camerieri di Silvio Berlusconi, i camerieri, E? quelli che ci servivano la cena, insomma. Camerieri. C'erano anche altre ragazze oltre voi? C'erano altre ragazze, una ventina di ragazze. Possiamo dirne il numero? Lei riesce a quantificare il numero delle ragazze Una presenti? ventina di ragazze, Una ventina di ragazze erano presenti a questa scena. sì. Quindi c'è questa scena, seduti a tavola, non a buffet, con i camerieri? C'erano I camerieri ci servivano la Perfetto. cena. Poi come si evolve la serata, se si evolve? Dopodiché Silvio Berlusconi dice andiamo al Bunga Bunga, che io non sapevo inizialmente cos'era, e siamo andati nella sala disco, diciamo così, sala disco dove c'era un palo della lap dance, una console, dei divanetti, insomma. Si è ballato, si è... Ecco, allora innanzitutto tutte le ragazze si sono recate in questo contesto ambientale che lei ha definito Bunga Bunga, che il Berlusconi disse chiamarsi Bunga Bunga. Tutte vi siete recate lì, in questa discoteca? Sì, Tutte. Venne anche Emilio Fede? sì. Era presente Berlusconi? Sì. Onorevole Berlusconi? Che cosa è successo? Ce lo descriva con precisione, per favore, Allora. all'interno di questa saletta. Allora, niente, alcune ragazze si sono spogliate, hanno messo vestitini un po' scollati, altre erano in costume. In costume in che senso? In costume da bagno o vestite in costume? In che senso? Specifichi? Costume da bagno. Cioè in biancheria intima? Sì, sì. Sono due concetti diversi, Sì. è di senso comune questo, se mi consente. Erano in biancheria intima. Reggiseno e mutandine, così? O no? Sì o no? Sì, no, sinceramente. Poi cosa è successo? Calma, cosa è successo? Niente, abbiamo ballato, vabbè, io non ho ballato tanto, niente, alcune ragazze si avvicinavano a Emilio Fede, a Silvio Berlusconi, che si toccavano.
Toccavano, Si chi toccava toccavano, cose e chi... cioè... Perfetto, se può essere, Allora, se può essere un pochino più precisa, allora, la pregherei. Si toccavano come e dove? Non dico il particolare scabroso, però cerchi di essere descrittiva il più possibile. Chi toccava cosa chi? Toccava magari il seno di una ragazza o il sedere di qualche ragazza. Chi? Silvio Berlusconi, ma anche Emilio Fede. Le ragazze a loro volta toccavano questi due uomini? Sì. 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 E per toccare intendo avvicinarsi e toccare le parti Non le intime. dico dove, sinceramente questo non me lo ricordo. Dove C'erano persone, c'erano donne interamente spogliate, ovvero nude? No. Ecco, io le ricordo che lei è stata sentita dai pubblici ministeri Boccassini e San Germano il 17 gennaio 2011 e a pagina 5 del verbale di sommarie informazioni in fondo lei ha dichiarato: mentre noi ballavamo, il presidente e Emilio Fede erano seduti e guardavano. Alcune delle ragazze che ballavano si avvicinavano al presidente che le toccava e loro toccavano lui. Stessa cosa con Emilio Fede. Le ragazze baciavano il presidente, lo accarezzavano. Alcune delle ragazze hanno fatto anche degli spogliarelli. Io non so indicare i nomi delle persone che hanno fatto gli spogliarelli, perché era tutta gente che io non conoscevo e non avevo mai visto, però la maggior parte delle ragazze era straniera. Alcune delle ragazze che facevano lo spogliarello e che erano poi nude si avvicinavano al presidente che gli toccava il seno o le parti intime o il sedere. Mi fermo qua. Però finisco, avvocato. Insomma, l'atmosfera assolutamente era quella di un nightclub con ragazze che si spogliavano, che mostravano le loro parti intime, che si avvicinavano al presidente o ad Emilio Fede, lo toccavano nelle parti intime o si facevano toccare. Io non ho... Mi fermo qua perché non ho fatto... Ha sentito bene? Ha sentito? Sì. Signorina Teatina, ha Sì. sentito? Sì. Adesso che gliel'ha letto il pubblico ministero, lo ricorda meglio? Io, come ho detto, come avevo affermato l'altra volta, le ragazze non erano nude. No, l'altra volta aveva detto che erano nude, che hanno fatto lo spogliarello e si sono denudate. Forse si riferisce, signor Presidente, se posso, all'altra udienza, sì, vero? Però sì, le avevo sì, detto scusi. che non rileva in questo caso. Scusa. Il Presidente le faceva giustamente notare che lei, a sommare informazioni, ha detto un'altra cosa e su questa differenza è chiamata a rispondere. Erano nude o no? No, queste non ragazze? erano nude le ragazze. Erano semispogliate, cioè in biancheria intima? Sì, sì. Per tutto il resto conferma la dichiarazione che ha reso dopo averci riflettuto, con questi toccamenti reciproci? Sì. Sì. Senta, innanzitutto, in questa saletta definita Bunga Bunga, chi era presente oltre il padrone di casa, Fede e le ragazze? C'erano altre persone? C'era personale di servizio? Personale di servizio sono i camerieri o eventualmente cantanti? Ah, sì. C'era? Sì. Lei se lo ricorda? Sì, c'era il cantante Apicella, sempre. Quindi Apicella era presente durante questo spogliarello e questi toccamenti? Sì. Sì? Era presente. Era presente. Lei ha visto anche camerieri all'interno della saletta? Cioè venivano, se una di voi chiedeva da bere, c'erano i camerieri o c'era un angolo bar? C'era un angolo bar. Dove vi servivate da sola o c'era un signore o una signora eventualmente C'era addetto? un signore, un ragazzo. Allora, lei ha potuto rilevare se le ospiti presenti conoscessero l'onorevole Berlusconi, fossero a loro agio in quel contesto, cioè conoscessero Berlusconi e Fede, l'onorevole Berlusconi e Fede? Se ci fosse familiarità, come dire. Non ho capito. Ma non è una domanda tanto difficile, però, scusi. No, mi scusi, non ho capito la domanda. Ho domandato, lei ha potuto accorgersi se alcune o tutte le altre ospiti conoscessero già l'onorevole Berlusconi, Emilio Fede? Sì. Sì. Allora, mi vuole spiegare lei perché ha accettato di andare a questa cena? C'è una ragione per cui lei ha deciso di andare a questa cena? Sì, ero curiosa di vedere Silvio Berlusconi
e credevo comunque di avere dei soldi. Ecco, ma lei aveva degli elementi per ritenere che avrebbe ricevuto del denaro in esito alla partecipazione a quella serata? Sì. Ecco, invece che dire sì, ci vuole di seguito dire anche quali sono questi elementi? Come faceva a sperare o a ritenere questo? Allora, mi aveva detto Aris che se avrei avuto rapporti con Silvio Berlusconi mi avrebbe dato in cambio del denaro. Se me lo sentivo di andare a letto con Silvio Berlusconi. Bene, questo glielo disse Aris Leida e Spinoza. Sì. E quanti, scusi? Prego, Presidente, scusi lei. Sinceramente la cifra, la cifra esatta non me l'ha detta. Lei sa se Aris Leida e Spinoza aveva avuto rapporti sessuali a pagamento con Silvio Berlusconi? Sì. Chi gliel'aveva detto? Lei mi ha detto, me l'ha detto lei. Sa quanto era stata pagata? Quando era stata Quanto? No. Quanto? Se era stata pagata? Beh, aveva già detto che sì. Era stata... Quindi... prego, comunque risponda. Quando no. Se era stata Sì, pagata? era stata pagata. Era stata pagata. Non quando. Quanto non le era stato detto? Aspetta, porti pazienza perché l'acustica è difficile anche per la testa. Non quando, quanto. Aris le aveva detto quanto era stata pagata? No, ho detto che la cifra non me l'ha detta. Lei sa se l'onorevole Berlusconi aveva questo tipo di rapporti sessuali a pagamento solo con la signorina Espinosa o anche con altre ragazze nel corso di queste serate? No, ha detto con più ragazze ha avuto rapporti. Con più ragazze? Lei mi ha detto così, sì. Ecco, però io vorrei capire, ma quella sera lei fu invitata, ebbe modo di avere una proposta di fare sesso a pagamento con Berlusconi? No. Cioè nessuno gliel'ha chiesto nel corso della serata? No. No. Neppure lo stesso Berlusconi? No. Quindi lei quella sera non ebbe rapporti sessuali a pagamento con Berlusconi? Non le fu chiesto? No. Lei ha dato una risposta leggermente distonica che le ricordo, anche se poi potrà dare il chiarimento in questa sede. Il 17 gennaio 2011 a pagina 8. La domanda era, scusi, diceva, sì, mi diceva che durava un bel po' perché il Presidente aveva rapporti sessuali non solo con Aris ma contestualmente anche con altre donne. Quindi mi si chiede se nel momento in cui ho accettato di andare ad Arcore io sapevo che cosa mi sarebbe potuto capitare, cioè di fare sesso col Cavaliere, anche in presenza di altre donne. Rispondo sì, lo sapevo, ero preparata psicologicamente, ma quando sono arrivata lì è prevalsa, come dico, la mia timidezza. Fermiamoci qui. Sembrerebbe quindi che sia stata una sua scelta quella di non avere rapporti quella sera. Io torno a domandarle, le fu chiesto o comunque non le fu chiesto? No, non mi fu non chiesto. Le fu chiesto in ogni caso. Benissimo. Lei sa se quella sera, il 6 gennaio 2011, alcune delle ospiti si fermarono ad Arcore per rimanere con Berlusconi? Ragazze sì, si fermarono. Lei come lo fa a sapere? Perché ho visto coi miei occhi. Lo ha visto con i suoi occhi. E qual era la ragione per cui si fermavano? Aris gliela disse, lo capì, lo sapeva, le fu detto, le risulta? Sì. Non lo so. Non lo so. No, senta signorina Teatino, guardi, ascolti. Facciamo così, ce lo dica con parole sue. A un certo punto lei sarà andata via, no? Sì. Cosa ha visto? Che ho visto con i miei occhi, cosa ha visto? È andata via e... Ho visto le ragazze che alcune si fermavano e altre andavano. Ma la festa era finita giù in disco?
Sì, era O lei è finita. andata via prima della fine? No, la festa era già finita, però quindi alcune va su e ragazze cosa sono succede? rimaste lì, altre se ne sono andate. E sono rimaste lì, cosa ha visto? Niente, ho visto Perché lei a quel punto sei tra quelle che se ne sono andate, no? Sì, Quindi sa dire che cosa è successo dopo che lei è andata via? niente, sono andata via accompagnata da un autista, io, la mia amica e altre 2 ragazze. L'amica chi? Sempre... Mia amica Aris Quindi Spinosa. anche Aris non è rimasta lì No, quella neanche sera? lei. E com'è accaduto che qualcuno rimane, qualcuno se ne va? Non abbiamo capito, cioè ci racconti un po' questa festa, perché noi non c'eravamo, ce lo dico un po' come se lo dovesse raccontare una sua amica, ha capito? Su. Signorina Teatino, Non ho capito non c'eravamo noi a questa festa, quindi ci deve spiegare un po' come sono andate le cose. Come veniva deciso che qualcuno si fermava e qualcuno no? Si decidevano tra di loro, tra le ragazze. Quindi è stata una sua scelta andare via con la sua Sì, amica Aris? sì. Perché se no uno poteva decidere liberamente Di di restare, fermarsi. sì. E il padrone di casa non aveva parole in capitolo? Non decideva lui chi rimaneva e chi no, scusi, a casa sua? No. Non li ha Cioè, se fermati? le ragazze decidevano se rimanere o andarsene. Perché li ha sentite discutere tra di loro? Sì, no, perché Aris mi diceva se vuoi rimanere rimani, se non vuoi rimanere vai via. Ma tra ragazze vi dicevate queste cose qua? Beh, io, Chi le io non diceva, se parlavo, vuoi rimanere, io rimani? io oltre a Aris non è che non davo confidenza ad altre ragazze. Non ho Però lei l'ha parlato. sentito che qualcuno diceva se vuoi rimanere rimani, se no te ne vai. Chi diceva se vuoi rimanere rimani, se no te ne vai? Aris, me lo diceva lei. Aris. Aris. Vabbè, grazie. Grazie. Lei sa se le ragazze che rimanevano la notte presso l'abitazione dell'onorevole Berlusconi venivano retribuite? No, C'è non lo opposizione a sapevo. questa, avvocato Longo, opposizione a questa domanda. C'è opposizione perché si dà la domanda tende a conoscere da parte di questa testimone una circostanza che questa testimone non può sapere, visto che si è allontanata e l'ha detto liberamente il giorno della festa. La domanda è ammessa, la testa spiegherà la sua risposta. Come fa a saperlo? Lei sa se chi restava veniva pagato? No. Scusi avvocato Ghiglini, l'acustica è tale, cioè, però sì, delle no, ma volte purtroppo facciamo la- fatica. Adesso hanno alzato il microfono, speriamo che vada meglio, grazie. Allora, vediamo di approfondire questo profilo. Lei sa se ha detto che Aris e Spinosa aveva avuto dei contatti intimi con Berlusconi, con l'onorevole Berlusconi, ed era stata retribuita? Le risulta che fosse stata retribuita? Sì, Una o più volte? più volte. Più volte. Lei sa se anche altre ragazze, giovani donne, dopo essere state in intimità col presidente Berlusconi, erano state retribuite? Sì, me l'ha detto lei. Gliel'ha detto Aris, Aris, giusto? Lei Aris. e Aris. Benissimo. Senta, lei è tornata a casa ovviamente quella sera, Sì. no? Ha detto come è tornata a casa? Chi l'ha riaccompagnata? Un autista di Silvio Berlusconi. Un autista di Silvio Berlusconi che vi ha ricondotto insieme a casa, lei ed Aris. Io, Aris e altre 2 ragazze. Lei si ricorda chi fossero? Il nome di queste 2 ragazze? No, No. Allora, dove fu ricondotta? Lei fu ricondotta per prima a casa o prima accompagnò le altre? io per ultima. Sono state accompagnate prima loro 3, di cui 2 abitavano lì, a via Olgettina, Sì. e un'altra è andata via con la sua macchina, cioè è stata accompagnata lì, sempre in via Olgettina, ma non abitava lì, è andata via con la sua macchina, insomma. Aris,
ovvero Arisleida e Spinosa, abitava in via Oggettina. Domando, aveva un appartamento a sua disposizione? Sì. Lei sa se pagava l'affitto di questo appartamento, Aris? Sì, lo pagava... Perché ride, scusi? Non ho capito, cosa c'è da ridere? Pagava l'affitto o no? No, scusi, capito perché ride? Sì, pagava l'affitto, sì. Lo pagava lei o no? Cioè no. I soldi erano i suoi o no? No. Appunto. E di chi erano? Di Silvio Berlusconi. Di Silvio Berlusconi. Chi gliel'ha detta questa cosa? Come fa a saperlo? Lei, me l'ha detto lei. Gliel'ha detto Aris. Lei sa? Lei è Aris, giusto? Aris. Lei sa se anche altre ragazze eventualmente che avessero la casa a via Oggettina avessero lo stesso sistema, cioè gli fosse pagato l'affitto da Silvio Berlusconi? Non lo so, non abbiamo parlato di altre persone. Non lo sa. Benissimo, benissimo. Senta, lei ha descritto questa scena all'interno del cosiddetto bunga bunga, giusto? Lei cosa ha fatto nel mentre vedeva queste cose? Queste scene che ha detto, spogliarello, toccamenti. Cosa ha fatto? Cosa faceva in quel mentre? Niente, ero seduta a guardare. Si è dispiaciuta di vedere queste cose? È rimasta colpita? È stata a disagio? No. No, se no le avrei chiesto perché non era andata via, perché lei è rimasta, infatti. No, la risposta è no, è libera di provare disagio o meno. Senta, lei quella sera ha avuto modo di parlare con altre ospiti ivi presenti, di conversare, di fare domande, di ricevere risposte? Ha parlato con altre ospiti? No, in che senso? Con altre ragazze? Io non mi voglio spazientire, però, anzi, con altre ragazze? Però parlare significa comunicare con le persone presenti. Ha avuto una scena, di solito si parla, ha avuto modo di parlare con i presenti quella sera? Ho cercato di parlare con una ragazza, ma mi ha detto di non parlare più di tanto. Chi le ha detto di non parlare più di tanto? Una ragazza che era lì. Ma lei aveva fatto delle domande? Sì. Sì. Lei sa se queste sue domande hanno creato una disarmonia, cioè hanno infastidito qualcuno? Sì. Questa persona mi ha detto di non parlare più di tanto, di non fare domande. E quali erano le sue domande, signorina Teatino? Cioè, che tipo di domande aveva fatto lei? Gli avevo chiesto come era venuta qui. Cioè, chi l'aveva portata? Domando io. Chi Domando io col punto interrogativo. Era questa la domanda? Chi l'aveva portata? Sì. Sì. E lei cosa le aveva risposto questa signora, questa signorina, questa giovane donna? Cosa le aveva detto? Tramite una sua amica. E le aveva detto di non fare domande, ha detto lei. Lei sì. È stata rimproverata da Aris? No. No. Lei e Aris avete avuto modo di commentare la serata? La serata del 6 gennaio 2011 dove lei ha partecipato? Ne avete parlato poi? Sì. Ci vuole riferire il tipo di conversazione che lei ha intrattenuto su questo oggetto, la serata con la signorina Aris e Spinosa Arisleida? Niente, mi ero rimasta male del fatto che ero andata lì e non avevo avuto non avevo avuto, cioè magari altre ragazze avevano avuto magari delle buste del denaro, io no. Perché mi aveva detto Aris che anche se avrei fatto una serata e non avrei avuto rapporti, comunque mi avrebbe dato qualcosa, invece non è stato così. Tutto qua. Quindi Aris le aveva detto questo. Ha parlato di buste adesso, di buste. Questa nozione di busta l'aveva introdotta, gliel'aveva proprio detto Aris che c'erano delle buste contenenti del denaro? Sì. Sì. Ma Aris, scusi, la conversazione, e Aris cosa le ha detto? Che non gli aveva dato la busta? Mi ha detto non preoccuparti, non ci rimanere male, fai finta che è stata una serata, ci siamo divertite. E niente. Lei è più tornata a casa dell'onorevole Berlusconi? No.
No. Lei conosce Lele Mora? No. A parte di nome probabilmente, ha No. avuto mai modo di... Lei quella sera ebbe modo di conversare con Emilio Fede, il direttore No. Emilio Fede? Non ha avuto mai un contatto diretto con Emilio Fede? Ci siamo salutati e basta. Vi siete salutati e basta? Sì. Senta, lei non ricorda neppure un nome delle partecipanti, magari collegandola a una situazione per individuarla? No. No. Non è in grado di specificare nessuna delle ospiti di quella serata. Lei conosce la signora Nicole Minetti? No. Non la conosce neppure di nome? Di nome sì, non la conosco. Ma non la saprebbe riconoscere fisicamente la signora Minetti? Vedendola oggi saprebbe dire questa è la signora Minetti, per dire? Sì. La saprebbe riconoscere? L'ho Lei l'ha vista in televisione. Perfetto, quindi lei sa associare a quella identità fisica un nome, corretto? Sì. Lei sa se era presente quella sera la signora No. Minetti? Non c'era la signora No. Minetti quella sera. Mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Prego le difese per il controesame. Stia sempre bella voltata verso di noi così, perché adesso sentiamo e quindi abbiamo raggiunto questo equilibrio che riusciamo a sentirlo. Buongiorno. Buongiorno. Io ho soltanto alcune precisazioni su quello che lei ha già detto. Lei ha detto di essere andata soltanto alla serata del 6 di gennaio del 2011, corretto? Sì. E di essersi recata con un'auto con l'autista di Aris. Sì. Ecco, quindi Aris aveva un suo autista personale o sì? Sì. Sì, per quello che ne sa lei. Per quello che ne so io, sì. Certo. Ricorda con che auto è venuto a prenderla? No. Questo no. Senta, lei poi ha detto che a un certo punto c'è stato un cambiamento di abbigliamento da quando eravate a cena a quando siete scese in questa sala. Ma durante la cena come erano vestiti i partecipanti alla cena? Cioè, Eravamo le ragazze- vestite tutte con vestitino e scarpe col tacco. Quindi con vestiti normali sostanzialmente? Sì. 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 E l'onorevole Berlusconi le ricorda come era vestito? Come giacca, pantalone e camicia. Cioè normale. c'è cravatta? La cravatta non mi ricordo se ce l'avevano. Cioè, una No. domanda proprio per sapere, ecco, quindi era a suo ricordo vestito con un completo giacca pantalone Sì, con una sì. camicia chiaro, scuro, aveva un... No, scuro, grigio, non lo so, normale. grigio, va bene. Senta, e Emilio Fede invece? Come era vestito? Non me lo ricordo come era vestito Emilio Fede. Non so, va bene. E c'erano altri uomini presenti, oltre ai camerieri, seduti a tavola? Sì, personale di servizio. Scusi, No. no, oltre al personale di servizio c'è i camerieri, Apicella, c'erano altri invitati di sesso maschile? No. 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 C'erano solo loro. Sì. Senta, e quando vi recate in questo locale diverso, ecco, intanto dove eravate a cena? In una sala da pranzo. In una sala da pranzo. Tutti seduti, eravate una ventina? Sì. Senta, e quando scendete lei ha riferito che l'onorevole Berlusconi avrebbe detto andiamo al Bunga Bunga. Sì. Sì. Lei aveva mai sentito prima questa indicazione? No. Lei non aveva mai avuto modo nei giorni precedenti di seguire un telegiornale o di leggere un giornale? Non ci ho fatto caso. Non ci ha fatto caso. No. Benissimo.
Senta, lei poi a una domanda del signor procuratore ha detto che alcune ragazze erano vestite in costume da bagno, poi ha spiegato in biancheria intima. Ma questo cambiamento di abbigliamento è avvenuto in maniera repentina, cioè subito? C'era un camerino dietro la sala del disco. C'era un camerino. E quindi questo cambio d'abito è avvenuto prima del ballo? Sì. Prima del ballo. Sì. Queste ragazze con biancheria succinta si sono cambiate e poi hanno iniziato a ballare? Sì. Senta, scusi, poi Apicella invece era presente. Che cosa faceva? Cantava? Cantava e suonava. Cantava e suonava. C'era anche un pianista o c'era solo lui che suonava? Forse sì, c'era un pianista. C'era un pianista. Lei lo ricorda? Era una persona anziana, giovane, un ragazzo, capelli lunghi, corti? Non me lo ricordo. Va bene. Senta, e quando siete scesi in questa stanza e dove si faceva musica, i camerieri sono scesi anche loro o c'era soltanto un barman? Non mi ricordo. Comunque un barman c'era. Barman sì. Barman c'era. Sì. Lo ricorda anche questo fisicamente, giovane, vecchio, mezza età, cadente? No. Sarà stato giovane, un ragazzo, penso. Non me lo ricordo proprio visivamente, cioè visivamente non ha... Va bene. Senta, lei ricorda fino a che ora è rimasta in questa sala? Saranno state le 2. Le 2, sì. Lei ricorda, sarebbe in grado di descrivere le ragazze che sono rimaste? Di descriverle? Come erano fisicamente? Sì, con i capelli. Alcune erano bionde, abbastanza alte, altre parecchio non erano italiane. Quindi quelle che si sono fermate, lei ricorda il numero prima che lei andasse via? No, il numero no. Vi posso dire la metà di quelli che eravamo. Quindi metà se ne sono andate, metà sono rimaste lì e una decina se ne sono andate. Questo sì, è il suo ricordo, sì. Diciamo. Ho capito. Senta, scusi perché seguo un momentino dei miei appunti. Senta, le informazioni in generale che lei ci ha rammentato poco fa sulla domanda del pubblico ministero, e cioè sul fatto che Aris avrebbe avuto dei rapporti intimi con Silvio Berlusconi, che avrebbe ricevuto del denaro e che anche le altre ragazze avrebbero ricevuto del denaro. Sono notizie che lei ha ricevuto soltanto da Aris o anche da altre delle ragazze presenti? No, solo da lei. Solo. Senta, queste ragazze che erano presenti, lei ricorda che età avrebbero potuto avere? Erano la sua età? Sì, la mia età, 20 anni. Una ventina. Ecco, senta, ma è successo qualcosa di particolare in quella serata? È successo qualche inconveniente per cui lei poi era dispiaciuta o preoccupata che il padrone di casa si fosse rammaricato, se la fosse presa? Mi avevano riferito che io non facevo troppe domande e non dovevo fare domande.
Questo chi gliel'ha riferito, mi scusi? Aris. Aris. E questo quindi sarebbe stato l'oggetto della conversazione che avete avuto poi successivamente telefoniche? Sì. Senta, ma lei era dispiaciuta per questo inconveniente perché sperava di poter partecipare ad altre serate? No, ero dispiaciuta perché tutte avevano ricevuto una busta e io no. Okay. Va bene, lo salto non è un'altra domanda, la ringrazio. Prego. Sono l'avvocato Longo, sono co-difensore, buongiorno. Buongiorno. Con un particolare. Lei va via con altre ragazze e con la sua amica Aris verso le 2. Sì. E quando vi allontanate, le altre ragazze dove erano? Ancora nel locale dove si ballava o erano già salite? Erano andate via, erano già... Lo dica pure, forse stava rispondendo. Se ne erano andate le altre ragazze. Dove vuole sapere il difensore? A casa, penso. Quelle che erano rimaste, vuole sapere sono dove rimaste sono? lì. No, appunto. Lì dove? Lì dove della casa? Al momento nella sala, Sotto? sala sotto. Quindi quando lei va via con alcune ragazze e con la sua amica Aris, lascia la casa e le ragazze sono ancora nel luogo. Sì, Va bene? nella sala, sono ancora lì. C'era ancora il pianista e Apicella quando lei va via? Non ho guardato, sì c'era ancora. No. Quindi lei dice quando siamo andati via altre ragazze erano ancora lì Sì, nel luogo dove si ballava. sì, E questa è l'unica cosa che lei sa? sì. È tutto, grazie Presidente. Ah sì, no, mi si chiede una domanda. Lei si è costituita parte civile nell'altro processo che riguarda gli imputati? No. Va bene. È tutto, grazie Presidente. Vorrei fare una domanda di chiusura, se mi fosse permesso. Che cosa esattamente le disse Aris e Spinoza nel prospettarle la serata, invitandola? Cosa le disse che sarebbe successo e che avrebbe trovato? Le parole esatte, se le ricorda. Che c'era una festa, una serata e se io avrei voluto sarei potuta rimanere a casa di Silvio Berlusconi in intimità, insomma. In intimità per avere rapporti Per sessuali. avere rapporti sessuali. E le specificò qualcos'altro con riferimento alla nozione di rapporti sessuali? Le disse altro? Entrò più nel dettaglio? Nel rapporto? Sì. No? Sì, no. Che lei, sentita, al medesimo verbale, a pagina 8, dice: quindi mi si chiede se nel momento in cui ho accettato di andare a Arcore io sapevo che cosa mi sarebbe potuto capitare, cioè di fare sesso col cavaliere anche in presenza di altre donne. Rispondo sì, lo sapevo, era anche in presenza di altre donne. Rispondo sì, lo sapevo, ero preparata psicologicamente. Sì, sì. Questo discorso della presenza di altre donne nel rapporto sessuale lo conferma? Sì. 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 Grazie, non ho altre domande. Prego, avvocato Longo. Non abbiamo altre domande, no. Noi sappiamo che l'Aris e Spinoza è citata come teste, ammessa come teste, ma per il verbale d'udienza comunque la difesa Berlusconi chiede che ex articolo 195 che sia sentita. C'è una ragione tecnica che è conosciuta al Tribunale, perché se non venisse e non rispondesse Mettiamo a verbale. mettiamo a verbale per A questa domande ragione. da rivolgere alla testa. No, soltanto questo, Presidente. Mi ero fermato perché pensavo che...
Signorina Teatino, abbiamo terminato, può andare. Ok, grazie.